Che ci complichiamo la vita da soli, perché le partite innanzitutto vanno chiuse, perché oggi abbiamo creato non so quante palle gol da poter chiudere la partita e, insomma, e poi eventualmente gestirla. Poi capitano gli episodi che ti fanno prendere gol e quindi poi diventa tutto più difficile. Il rammarico è quello, il rammarico è che quando le partite bisogna chiuderle perché poi l'avversario, eh, tra l'altro con davanti gente che sa giocare al calcio, ti possono sempre creare problemi. Sì, sì, c'è stata subito una reazione immediata dopo i gol subiti, però poi dopo se la partita si incanala in un certo modo diventa tutto più difficile. Quindi siamo stati bravi e fortunati insomma, a ribaltare subito il risultato. Però alcune volte non abbiamo cercato le cose semplici, ci siamo un po' complicati la vita, tutte le situazioni che c'erano giocate semplici che potevano quantomeno creare un'azione pericolosa, però ripeto, le partite bisogna chiuderle. Io 8 minuti, i primi 8 minuti penso avremo 4-5 palle clamorose. Ma anche dopo, insomma, la palla pure con Gigi, che tra l'altro oggi non stava benissimo, infatti l'ho mandato subito a fare la doccia perché aveva la febbre, però poi succede quello che succede e bisogna sempre soffrire. Tante volte sembra che la partita ce l'abbiamo talmente in mano che si prende troppa confidenza sulla partita, nel senso che dici stiamo facendo la partita, stiamo creando, non ci tirano in porta e poi invece può succedere che prendi gol per un errore, per un episodio, per la bravura. Quindi su questo secondo me dobbiamo migliorare. No, è entrato benissimo, ha fatto una grande giocata su una palla che ha messo, è un ragazzo che ha gamba, ha qualità, quindi ripeto, sicuramente ci darà una grossa mano. Ma guarda, è sempre in base alla necessità dei ragazzi che qualcuno, come posso dire, può chiedere di andare a giocare da un'altra parte, poi in quel caso vediamo. Io ripeto, l'ho detto ai ragazzi, se capita poi un'occasione, ma deve essere proprio sia come qualità ma anche come spessore di persona, perché per entrare in questo gruppo adesso è un gruppo cementato, un gruppo solido, quindi vediamo, vediamo. No, sì, dobbiamo essere più cinici perché le occasioni le abbiamo avute, però dobbiamo anche capire che comunque è importante anche non prendere gol se non riusciamo a fare 3-4 gol a ogni partita, quindi dobbiamo essere anche un po' più compatti dietro e poi tanto le occasioni le facciamo e le creiamo perché davanti abbiamo giocatori forti che riescono a giocare tra di loro, a fraseggiare anche parecchio bene, quindi dobbiamo essere un po' più compatti dietro ultimamente. Sì, sì, tra l'altro erano il primo gol mio di quest'anno e anche di Ricky, quindi piano piano lavoriamo e cerchiamo di farci trovare pronti anche in avanti quando c'è bisogno di dare una mano. Ecco. Ripartire così forte con un tempo che non ci ha aiutato, con un campo che sicuramente non ci ha dato una mano, però siamo stati bravi, non è la prima volta che comunque subiamo un pareggio in casa e poi riusciamo a ribaltarla di nuovo, quindi ma lo sappiamo, questa squadra c'ha carattere, c'ha giocatori con personalità, sappiamo quello che dobbiamo fare ogni domenica, per adesso sta andando bene, quindi continuiamo così. Lo stimolo è voler guardare tutti dall'alto, questo è lo stimolo che abbiamo, che ho personalmente, ma sono sicuro che ce l'hanno anche i miei compagni, la società. Lo stimolo è quello, siamo lì adesso e vogliamo starci più a lungo possibile. Poi nel calcio gli stimoli, se uno non ha stimoli, ma nel calcio come nello sport, come nella vita, è meglio che sta a casa. Noi ce li abbiamo e per adesso li stiamo tirando fuori. Sì, quando si fa gol si è sempre felici, dà quella carica in più. Sono contento che sia servito per i 3 punti, questa era la cosa fondamentale oggi, riuscire a ripartire con una vittoria. Sì, sicuramente, come hai detto tu, sicuramente dobbiamo essere più bravi a chiudere le partite perché l'abbiamo dimostrato tante volte di poterla chiudere, ci è sempre mancato qualcosina. Oggi si è visto pienamente, abbiamo 2 piccole distrazioni, purtroppo poi si compromette una partita. Per fortuna siamo stati bravi a ribaltarla e a portarsi a casa i 3 punti.
Ma come sì, è un altro campionato sicuramente, sono tutte partite ancora più complicate perché chi è sotto ha bisogno di punti, chi è davanti lo stesso. Mi aspetto che continuiamo con questo spirito e sicuramente con questo riusciremo a fare grandi cose. Sì, è vero, le ultime partite del girone d'andata, a parte quella col Pineto, abbiamo concesso qualcosina, quello che non avevamo fatto durante tutto il campionato. Dobbiamo ritornare a essere più cattivi e a subire qualcosina in meno. Sì, sì, questo è senza dubbio è la nostra arma più forte. Il gruppo è unito, siamo tutti verso un unico obiettivo e questo, come ho detto tante volte, è una cosa fondamentale per far bene in un campionato. L'ultima cosa, volevo dedicare il gol alla mia compagna che ha perso il nonno venerdì, quindi ci tenevo. Quello che gli avevo chiesto ed è quello che ci deve accompagnare da qui alla fine, con quello che vogliamo andare a fare noi e quindi sono orgoglioso della squadra perché ci abbiamo provato, abbiamo lottato, poi potevamo anche avere qualche episodio a favore, però sono orgoglioso della squadra ed è un momento di ripartenza per noi importante secondo me. Sì, sì, abbiamo retto bene l'urto del Cesena, siamo stati molto competitivi, ma io non ho dubbio che abbiamo queste qualità e oggi Motolese e Belloti secondo me hanno fatto una partita veramente importante, ma tutta la squadra dal punto di vista della solidità e del carattere, di non voler accettare a prescindere la vittoria, no? Diciamo come approccio mentale mi è piaciuto e sono sicuro che questo per noi può essere veramente un momento di ripartenza su un punto di forza nostro che ci ha accompagnato comunque per gran parte del campionato. Sì, sì, purtroppo abbiamo questi problemi come tutte le squadre, ma non ci piangiamo addosso e sicuramente sono giocatori importanti per noi, Nico, Angelo, che hanno fatto veramente bene, ci danno delle soluzioni in più, ma sono convinto che abbiamo le qualità per sopperire a queste assenze. Sì, sì, Andrea, sappiamo che abbiamo preso un giocatore importante, quindi adesso l'unico obiettivo è quello di metterlo in condizione e poi abbiamo un giocatore sicuramente che ci darà una grande mano sotto tutti gli aspetti. Mister Francesco Loi, il miglior modo per iniziare il 2024 con una vittoria, lasciandosi alle spalle gli ultimi risultati che non la rendevano sicuramente felice. No, però nel calcio, sai, ci stanno anche momenti di difficoltà. Eh, diciamo che noi i momenti di difficoltà li abbiamo limitati a pochissimi nel girone d'andata contro qualsiasi pronostico. È ovvio che quando giochi poi due partite dove nel giro di 4 giorni dove ti mancano 10-12 ragazzi è più difficile, più complicato, non che oggi non mancasse qualcuno, però sai, un derby è sempre una partita diversa, è una partita decisa da degli episodi, è stato un bel derby contro una squadra forte, è stato tirato fino alla fine, abbiamo vinto noi, potevamo perdere, anche se nessuna delle due squadre secondo me oggi meritava di perdere. Però per noi è un gran segnale perché in questo campo storicamente non avevamo mai portato via un punto, quest'anno ne portiamo via 3 e ce li teniamo stretti perché sono 3 punti fondamentali per quelli che sono i nostri obiettivi. L'orgoglio è anche averli portati a casa facendo esordire 2 ragazzi del settore giovanile che erano all'esordio assoluto, addirittura uno era all'esordio da convocato, ha fatto il titolare, l'altro è entrato perché si sta meritando e si sta costruendo la sua visibilità con il campionato juniores dove ha fatto 30 reti, oggi è entrato, è stato incisivo, ha sfiorato il gol. La cosa bella è che tutti i compagni di squadra li hanno aiutati per rendergli l'esordio il meno complicato possibile. Questo è sinonimo di gruppo forte, di gruppo sano, ricalca molto quelli che sono i nostri principi. Avevamo sulla lista dei 20 17 ragazzi sardi, tanti sconosciuti, tanti invece importanti per quello che è il calcio regionale. Quelli importanti stanno facendo diventare più bravi gli altri e questo è una cosa che a me piace molto.
Ecco, mister, parliamo di un punto di riferimento sia per i giovani, l'ha detto anche lei ai colleghi in precedenza. Oggi ha ripetuto anche 17 sardi, con una grande soddisfazione essere al secondo posto con così tanta rappresentazione dei sardi. Sì, perché sai, parlare di progetti è una cosa molto semplice, perché poi la maggior parte delle volte rimangono o sulla carta o nelle idee. E parlare di progetti e poi metterli in pratica e fare fatti è una cosa che contraddistingue da sempre questa società. La società che quello che dice mantiene, le promesse che fa le rispetta e quando parla di un progetto cerca anche nei momenti di difficoltà più assoluta di portarli avanti. Perché comunque oggi era anche un rischio, arrivando da 2 sconfitte di fila, partire con Zinzula 2005 in campo che aveva 0 secondi fatti in Serie D, o perdendo 2-1 fare entrare Enrico Loi 2006 in campo con 0 secondi fatti prima di oggi. Significa essere coerenti. Io penso che oggi si sono scontrate 2 squadre e 2 società che hanno più o meno gli stessi principi, che negli ultimi anni stanno facendo crescere il livello calcistico regionale a livello dilettantistico. Quindi io ho tantissimo rispetto per l'Atletico Uri e tantissimo rispetto e molto orgoglio per i miei ragazzi. Ecco, orgoglio per i suoi ragazzi, ma orgoglio che l'hanno anche dimostrato in campo, perché sì, la rosa del COS è una rosa importante con tanti giocatori forti, però oggi vincere al 94esimo significa avere maturità e concentrazione nell'essere sempre sulla partita. Sì, anche un po' di fortuna, che non guasta mai nel calcio. Io dico sempre che la fortuna quando ce l'hai tu è meglio che quando ce l'hanno gli altri. Ci sono stati episodi dove siamo stati sfortunati, come San Marzano, dove abbiamo preso un gol da centrocampo a 5 minuti alla fine, abbiamo pareggiato una partita che meritavamo di vincere. Oggi probabilmente se fosse finita 2 pari saremmo andati via soddisfatti e contenti tutti e due. Quel pizzico di fortuna oggi ci ha dato la possibilità di portare a casa 3 punti, però la fortuna te la devi anche saper cercare. Quindi i ragazzi sono stati molto bravi a sapersela cercare dopo aver fatto ed essersi complicati la partita con un errore abbastanza marchiano, sono andati loro stessi, tra l'altro gli artefici di quell'errore, a riportare a casa il mal tolto. Siamo con Gallo, protagonista di giornata, una doppietta, una vittoria importante. Ecco, ti aspettavi oggi di venire qua a Uri e decidere la parità con una tua doppietta? No, questo sicuramente non era nei pensieri, però nei miei pensieri comunque c'era quello di venire a Uri e fare una grande prova di squadra e cercare di portare il risultato a casa, perché è quello che c'era stato chiesto ed era fondamentale. Ecco, si sono viste 2 squadre diverse tra primo e secondo tempo. Nel primo tempo avete sofferto un po' di più il buon approccio dell'Atletico Uri, poi nel secondo tempo siete tornati con maggiore aggressività. Ecco, cosa vi ha detto il mister per darvi questa carica in più a fine primo tempo? No, magari non siamo partiti forte come altre volte, però comunque in campo abbiamo mantenuto. Diciamo che adesso anche con il rientro di vari giocatori, magari quello che ci è mancato nelle ultime gare, adesso nel secondo tempo riusciamo ad essere sempre frizzanti, perché comunque entrano giocatori importanti. Ecco, un inizio di stagione, di girone di ritorno col botto, con il piede giusto, sia per riscattarvi dalle ultime 2 sconfitte, sia appunto che vicina appunto all'obiettivo, quello dichiarato, che è la salvezza. Sì, noi dobbiamo continuare così, dobbiamo arrivare alla quota salvezza il prima possibile, così poi possiamo affrontare altri tipi di discorsi. Era fondamentale fare il risultato e iniziare una striscia comunque di risultati positivi, perché nelle ultime 2 gare comunque ci hanno visto uscire sconfitti dal campo ed era fondamentale iniziare l'anno con il piede giusto. Ecco, sempre rimanendo sull'obiettivo salvezza, ti aspettavi di arrivare qua al COS e giocare per l'obiettivo salvezza da seconda in classifica? Beh, vabbè, comunque è una squadra importante. Il pensiero è quello di avere fame di arrivare il prima possibile a questo obiettivo, per poi comunque, come ho detto prima, valutare altri discorsi, però noi sappiamo la forza del gruppo e dobbiamo avere fame di arrivare tutti quanti insieme.
Giornata dell'Epifania che si apre con la prima giornata di ritorno del campionato di Serie D per il Girone G, campionato fermo dal 20 dicembre che riparte oggi, carico di adrenalina per le due squadre che stanno per affrontarsi, Latte contro Budoni. Ortensi cambia lato, si va da Lancioni, 1 contro 1, sguscia via Lancioni, può tirare da lì, lo fa, impreciso però nella circostanza il sinistro del numero 11, pallone di poco a lato. La Scognamillo fa correre Grassi, domestica il Grassi al centro di scotto dove c'è Piassi e Latte Dolce passa in vantaggio con Caio Piassi. Assist di Grassi, dimenticato dalla difesa del Budoni, Caio Piassi che realizza la rete dell'1-0 quando siamo giunti al quarto minuto del primo tempo. Cambia quindi il risultato qui a Sassari, Latte Dolce 1, Budoni 0. Doccia fredda per il Budoni, fa ancora correre Piassi sulla sinistra, Piassi sul dischetto per la corrente Scognamillo che di poco non riesce a impattare il pallone di testa. Si forma le coppie, va a cercare Cabeccia, era uno schema corto quello cercato da Piga. Eve per Barbosa che fa girare il pallone, colpisce però la barriera, quindi primo corner per il Budoni dalla sinistra. Cerca di fare una sponda che non riesce il numero 9, quindi Scognamillo. Muscas tenta la conclusione lontanissimo con coraggio il numero 7. Quindi forze nuove in avanti con Mu che cerca il pallone sulla destra, pallone al centro dove compie una vera prodezza Carboni sul colpo di testa di Lancioni. Ancora un pallone sul secondo palo, sponda di testa dietro per Imo, il pallone che filtra, era buono il pallone verso l'Eve. Fischia il direttore di gara, va Lancioni, teso in mezzo, Werther Carboni coi pugni, si distende, ora può partire il contropiede della Toce con Piassi, 1 contro 1 con Iodice. Piassi da palla a Canu, intervento in scivolata di Ortensi, svanisce nel nulla l'azione del Latte Dolce che però riconquista ancora la palla con Piga, si gira e calcia da lontanissimo. Piga poteva sicuramente fare qualcosa in più, Piassi nella circostanza, è entrato al posto dell'Italo Montenegrino Toschi. Poi c'è attenzione, il tentativo di testa di Mo, ancora una volta superlativo Carboni, poi ancora il Budoni in avanti con la conclusione dal limite dell'area di Stefanoni che è entrato bene in partita, il fuori quota Fayet in traiettoria, quindi può partire il contropiede del Latte Dolce. 3 contro 3, cerca di rinvenire il difensore del Budoni, tenta la conclusione, il gol, ma c'è il fuorigioco, era già alta la bandierina del guardaline. Poi Iodice all'interno dell'area di rigore dove salta per un attimo Imo e arriva ora il triplice fischio del direttore di gara. 3 punti importantissimi e pesantissimi per il Latte Dolce che vince 1-0 quest'oggi contro il Budoni, cacciandolo ancora più in basso in classifica. Mister Mauro Giorico, una vittoria importante oggi, importante per il morale, per staccare anche dalla zona play-out momentaneamente. Ecco, però nel finale forse avete sofferto un po' troppo, schiacciandovi un po' di più, dando adito e fiducia al Budoni. Sì, è vero, una partita complicata sicuramente, che ci vedeva affrontare una squadra nuova, perché i tanti acquisti che hanno potuto fare non li conoscevamo sicuramente, per cui una partita complicata che però si è messa bene subito con il gol di Caio e da lì poi è stata una partita molto combattuta. Abbiamo cercato di ripartire e
e fargli male, però è chiaro che è difficile. L'atteggiamento è quello giusto, sicuramente per potersi salvare bisogna affrontare partite con questa determinazione, con questa voglia di non prendere gol e di farli. È chiaro che è una partita sofferta, ma oggi ci dà la possibilità di riprendere il girone di ritorno con il ritorno alla vittoria, che ci mancavano un po', e sperando appunto di recuperare più giocatori possibile, perché comunque ad oggi ci mancano ancora diversi giocatori che sono ai box per infortunio. Ecco, ha toccato due temi importanti in questa risposta. Voglio partire dal primo, che è l'atteggiamento. Ci siamo salutati nel 2023 in cui parlava dell'atteggiamento dei ragazzi, che chiedeva qualcosa in più. Sì, quello che hanno dimostrato oggi. Il gol che noi abbiamo potuto fare è perché Grassi non si ferma al primo fallo, continua, porta la palla avanti, mette la palla in mezzo e fa gol. In altre situazioni richiedeva il fallo dell'arbitro. Questo è tutto, perché tu insisti, continui l'azione e alla fine oggi è andata bene, è realizzato. Ma se lui si fosse fermato a chiedere il fallo, l'azione non sarebbe né continuata, non avremmo fatto gol, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'atteggiamento che deve essere cambiato e molti giocatori oggi hanno dimostrato comunque di aver recepito le mie parole. Ecco, invece passando alla nota dolente, quella relativa agli infortuni, cosa ha avuto Aru? Aru lo verifichiamo in questi giorni, però non ci lascia assolutamente speranzosi, perché ha avuto una distorsione al ginocchio ed è da valutare bene. È chiaro che un giocatore come Aru, 2005, esce, subentra al 2004, ho dovuto fare un altro cambio sempre nel 2005 proprio per sopperire alla mancanza di 2005 in campo. Purtroppo capitano anche queste cose, speriamo appunto che non sia niente di grave e lo possiamo recuperare nel più breve tempo possibile. Siamo con Caio Piassi, autore del gol vittoria. Ecco, quella di oggi è una vittoria importante che vi dà la possibilità di staccare momentaneamente di 4 punti dalla zona play-out. È importante, no? Cominciare bene in questi gironi di ritorno. Se sono lì squadre che, come Budoni oggi, che siamo in quella zona lì, che è importante vincere per lasciare un po' indietro queste squadre, no? Ecco, un gol dopo l'infortunio, ritorni al gol, quanto ti è mancata questa rete? Felice, solo io lo so tutto che ho passato, la mia moglie che mi ha dato sempre forza, anzitutto a Dio, no, che sono molto credente, che mi ha dato forza in quei momenti difficili, che non mi ha fatto mollare, quindi ovviamente sono molto felice, dentro di me molto contento, però voglio continuare con piede a terra, lavorando e crescere ancora di più per dare ancora di più una mano ai miei compagni. Ecco, inizia il 2024, lo inizi col botto con un gol. Qual è l'obiettivo di Piassi in vista di questo girone di ritorno? Allora, penso che il primo obiettivo è salvare la società, salvare la squadra, no? La società, latte e dolci. E dopo viene gli obiettivi personali. Io sono uno che ho i miei obiettivi, preferisco non parlare, guardo per me, però voglio crescere e fare domani meglio di oggi, cioè migliorare sempre.